21 giornate senza sconfitte, poi uno stop contro il Milazzo tra le mura amiche. L'Aci Sant'Antonio deve difendere a tutti i costi la distanza sulla formazione di mister Caragliano. Il 23esimo turno del raggruppamento C vede la formazione di mister Torrisi rendere visita a Real Aci di mister Arciprete, che nell'ultimo turno ha perso per 2-1 sul campo del villaggio Sant'Agata. Vediamo le scelte del tecnico biancazzurro per affrontare questa sfida. 4-3-3 che vede Alessio Gulisano tra i pali, linea difensiva da destra verso sinistra con Romeo, Laudani, Sardo e Cannella. A centrocampo ci vanno Porto, Orofino e De Carlo. In avanti Aleo, unica punta, ai suoi lati Sinadra e Borzi. Risponde il Real Aci con Spina, Benivegna, Padanè, Basile, Pennisi, Salemi, Messina, Napoli, Costa, Sottile. Finocchiaro viaggia a metà classifica, la formazione padrone di casa. Ovviamente l'Aci Sant'Antonio è la grande favorita di giornata. Tutto pronto per il film del primo tempo che ci apprestiamo a raccontarvi grazie alle immagini a cura di Angelo Cantaro. Passano 5 minuti, subito un episodio chiave perché Finocchiaro lancia Costa tu per tu con Gulisano, travolge il portiere, l'attaccante di mister Arciprete, rosso diretto per farlo da ultimo uomo. Questa la scelta del direttore di gara e allora resta in 10 uomini l'Aci Sant'Antonio al posto ovviamente di Romeo. Oggi sfortunata la prestazione del terzino che dovrà subito uscire. Entra il giovane Vento che viene impegnato da Sottile sul calcio di punizione. Al 12esimo si affaccia in zona Spina anche l'Aci Sant'Antonio, pallone di Orofino che pesca Aleo in area di rigore, stop e conclusione verso la porta. Facile la parata per il numero 1 del Real Aci. Al 21esimo ancora un tentativo da fermo per la formazione di mister Torrisi con Sinadra dalla destra sul secondo palo, tentativo di deviazione di Borzi, traversa dell'Aci Sant'Antonio che nonostante l'inferiorità numerica sta mettendo sotto scacco la formazione di mister Arciprete, che si fa vedere però in zona offensiva. Calcio d'angolo, grandissimo il colpo di testa da parte di Pennisi che però trova un super Vento sulla sua strada. 32esimo Sottile stavolta fa tutto da solo, salta due avversari, cerca questo destro in due tempi il portiere Vento. Scorriamo fino al 33esimo perché c'è Sinatra che prova a servire Borzi in area di rigore in un rimpallo con Cannella, poi vorrebbe un calcio di rigore. Borzi in questo caso il gioco è fermo quando Aleo mette la sfera in rete. Rivediamo qui a rallenti, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, giusta la decisione del direttore di gara in questo caso. Al 39esimo calcio di punizione battuto veloce da Orofino, il pallone di De Carlo, l'uscita di Spina un po' avventata, Borzi ha tutta la porta davanti ma non riesce a inquadrare lo specchio. 0-0 al polivalente 10 Catena quando arriva il 45esimo rosso dopo 5 minuti a Gulisano, partita che possibilmente è compromessa in casa Aci Sant'Antonio che comunque si è resa pericolosissima in zona Spina. Partiamo col film della ripresa, 57esimo calcio di punizione affidato a Sottile sull'out mancino. Il pallone viene messo dentro con il destro, un paio di rimpalli, c'è confusione, forse un fallo in attacco, arriva la deviazione di Spada e il gol del Real Aci che sblocca dunque il risultato e fa 1-0 tra le proteste e l'Aci Sant'Antonio indemoniati. I calciatori biancazzurri che volevano la carica sul numero 12 su Vento, intanto festeggia il Real Aci tra le proteste. Occhio perché scatta il secondo rosso di giornata, viene sventolato all'indirizzo di Porto, dunque Aci Sant'Antonio in 9 uomini, ghiotta chance per il Real Aci che però deve difendersi con questa chance. Ancora in avanti Sinatra per Aleo, la sfera arriva ad Orofino, prova una conclusione, una seconda poi con il destro, il pallone però troppo alto sopra la porta difesa da Spina. Al minuto 66 prova a chiuderla in contropiede il Real Aci con Costa, libera la corsa sulla sinistra da parte di Padanè, c'è Finocchiaro tutto solo sul secondo palo, Padanè entra in area di rigore, Padanè qualcosa a metà fra un tiro e un cross da dimenticare. Il nervosismo coinvolge anche le panchine, viene allontanato un dirigente del Real Aci quando la formazione di mister Arciprete vuole orchestrare una nuova ripartenza con Sottile. C'è Costa sulla sinistra, lo vede Sottile, il numero 9 stoppa il pallone con il mancino, prova a crossare sul secondo palo, Finocchiaro ancora all'indietro per Sottile che prova a ridarla a Finocchiaro che però perde il tempo, viene tutto chiuso da un puntuale intervento da parte di Sardo. Cambi per mister Torrisi, entra Giuffrida, esce De Carlo a minuto 76, punizione per l'Aci Sant'Antonio che vuole a tutti i costi il pareggio. Sinatra ci prova col destro, lo manda però alto sopra la traversa. 77esimo, occhio a Orofino che qui va a ringhiare a centrocampo, passa sul diretto avversario, può scaricare sulla destra dove c'è Aleo che decide di far partire una cannonata. Spina, miracoloso, in questo caso l'azione prosegue, Borzi cerca ancora sul secondo palo, la chiusura di Aleo che però viene contratto nell'occasione, non riesce ad arrivarci. Qualche problema per il neoentrato Giuffrida, al suo posto Danilo Gulisano, rimessa laterale da parte di Laudani, passa Sinada sulla destra, mette dentro, clamoroso, ancora una traversa per l'Aci Sant'Antonio. Ricordiamo 2 uomini in meno, un gol da recuperare, sta mettendo a ferro e fuoco la difesa del Real Aci, tanto pressing che porta all'espulsione da parte di Salemi, per lui secondo giallo e il direttore di gara allora va a esibire il
terzo rosso di giornata, da una parte 10 uomini, dall'altra 9 minuti infuocati, quelli finali Sinatra, calcio di punizione, colpo di testa da parte di Laudani che sfiora solamente il palo quando tutto sembra ormai compromesso. Borzinera di rigore, viene esteso, calcio di rigore, occhio perché proprio al 90esimo l'Aci Sant'Antonio ha la ghiotta chance di trovare il pari. Nel frattempo viene espulso anche mister Torrisi. Orofino non sbaglia, batte il portiere Spina che può solo intuire, angolatissima, la conclusione del centrocampista con la numero 4 che rimette il pallone veloce a centrocampo. L'Aci Sant'Antonio adesso ci crede, sarebbe una rimonta clamorosa. Borzi destro a giro, Spina vola, allontana il pericolo, triplice fischio, è successo di tutto amici dell'Awi Sport. 2 gol, un calcio di rigore, 3 espulsioni, si conclude per 1-1 Aci Sant'Antonio Real Aci, e adesso il Milazzo può accorciare fino a -6. Un cordiale saluto e alla prossima.